Ultimamente aveva nicchiato, rifugiandosi dietro il mantra del non è una cosa che mi fa perdere il sonno, ma ieri, forte probabilmente della legittimazione della lettera firmata dal collega friulano Massimiliano Fedriga, il presidente del Veneto Luca Zaia ha finalmente abbandonato i formalismi, le resistenze e le pure scaramanzie e ha detto: il tetto dei 2 mandati per i presidenti di regione è una sciocchezza enorme. Parole pronunciate a Palazzo Balbi dal presidente della giunta regionale del Veneto, debitamente pungolato sul tema. Quindi finalmente viene esplicitata la richiesta da parte di Zaia di superare il tetto dei 2 mandati. Peccato che, come sappiamo, il presidente del Veneto di mandati ne abbia già raggiunti 3. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 23 giugno 2023. La prima notizia del giorno riguarda la crociata di Zaia per il 3° mandato, che in realtà nel suo caso sarebbe il 4°. Come sappiamo, infatti, Luca Zaia è l'unico presidente di regione attualmente in Italia al suo 3° mandato. Questo nonostante la legge attuale preveda il limite dei 2 mandati, e questo com'è possibile? Semplicemente perché la legge è entrata in vigore quando Zaia aveva già iniziato il suo primo mandato, che in qualche modo è diventato così il mandato 0, unico presidente di regione a godere già di questa condizione eccezionale. Ora Zaia, scagliandosi contro il limite dei 2 mandati, in realtà punta al suo 4° mandato. Ma leggiamo la notizia sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi. Poco fa vi ho letto le prime parole dell'articolo di Laura Berlinghieri, che racconta il caso scatenato nella giornata di ieri dalla lettera della conferenza delle regioni trasmessa al ministro Calderoli. È necessario portare a 3 il numero massimo di incarichi, dicono le regioni. Sbagliato anche il tetto per gli assessori, è un vulnus che saneremo prima delle elezioni, dice Zaia, che soltanto qualche anno fa si vantava di essere stato il primo presidente di regione a portare il limite dei 2 mandati sia per i consiglieri regionali che per gli assessori. Il limite per i consiglieri regionali in realtà non è mai stato applicato, perché prima di arrivare alla conclusione del 2° mandato è stato abolito, e ora la prospettiva è di fare lo stesso quindi anche per gli assessori regionali. Quindi nel giro di pochi anni si è passati da teorizzare il tetto di 2 mandati, addirittura Zaia diceva: il Movimento 5 Stelle non si è inventato nulla, sono stato io il primo a introdurre il tetto dei 2 mandati. Ebbene, ora la crociata è quella per l'abolizione di questo tetto, l'ottenimento del 3° mandato, che nel caso di Zaia sarebbe addirittura il 4°. La notizia anche sul Gazzettino di oggi: le regioni al governo, 3° mandato necessario, è ridicolo parlare di centri di potere. Fedriga scrive a Calderoli e al Senato, Zaia dice via il blocco anche agli assessori. Ci sono le dichiarazioni del coordinatore di Fratelli d'Italia del Veneto, Luca De Carlo. Non si limita la democrazia, secondo il segretario del PD del Veneto Andrea Martella, è grave ricorrere al Salvatore. Invece la richiesta da parte delle regioni comunque è di modificare la legge del 2004, tra i rieleggibili sarebbero quindi anche De Luca e Bonaccini. Il titolo del Corriere del Veneto: 3° mandato, Zaia in pressing, i cittadini me lo chiedono. Dall'altra parte Martella del Partito Democratico: con molto potere si perde lo spirito di servizio. Ma proseguiamo la rassegna stampa adesso con altre notizie dai quotidiani locali di oggi. Spararono alla professoressa Promossi. Si parla di il caso di violenza in classe in una scuola di Rovigo. Ebbene, gli alunni che avevano
sparato alla professoressa con un'arma d'aria compressa sono stati promossi alla classe successiva, la seconda dell'istituto professionale Viola Marchesini di Rovigo, e anche con il 9 in condotta, il voto che si dà agli studenti modello. E questo appunto nonostante a ottobre uno di loro avesse sparato contro l'insegnante di scienze con un fucile ad aria compressa, mentre un compagno di classe filmava la scena per poi pubblicarla sui social. Il sottofondo di quel video, scrive Laura Berlinghieri sui quotidiani del gruppo Gedi, sono le risate fragorose degli amici per la goliardata. Poi ci fu la sospensione dei 4 ragazzi, quello che aveva sparato, l'autore del filmato, il proprietario della pistola e un quarto studente, 5 giorni di sospensione con obbligo di frequenza, e infine l'ultimo episodio, la promozione dei 2 studenti protagonisti del fatto, con addirittura il premio del 9 in condotta. Questo perché, spiega il legale dell'alunno che ha sparato, la vicenda era relativa al quadrimestre precedente e poi si è trattato di un episodio spiacevole e riprovevole ma isolato. Le reazioni politiche: il ministro Valditara dice è diseducativo e chiede una relazione, Crosetto si scusa con l'insegnante, ma soprattutto c'è lo sfogo della insegnante che dice hanno preferito insabbiare, sono stata lasciata sola. Vediamo anche il Gazzettino, mi sento abbandonata, è uno schiaffo morale, sarà la legge a dar loro una lezione. Queste le parole dell'insegnante Maria Cristina Finatti. Lo sfogo della prof: il voto lo ha deciso il consiglio di classe di cui non faccio più parte, i social hanno un peso deleterio. Anche qui il ministro Valditara si riporta le sue dichiarazioni: ora bisogna chiarire rispetto all'autonomia scolastica, ma il messaggio che passa è diseducativo. E il Gazzettino ricorda soprattutto che la donna colpita al volto con pallini di gomma ha rischiato di perdere la vista. Insomma, vedremo come proseguirà questa vicenda. Nel frattempo, un'altra notizia, ancora torniamo sul caso scatenato dalla decisione della Procura di Padova di impugnare 33 atti di nascita trascritti dal comune nei registri dell'anagrafe, 33 atti di nascita relativi a bambini figli di 2 mamme. Ebbene, la prima pagina del Mattino di Padova di oggi si apre con un messaggio molto chiaro: siamo con voi, la battaglia per i diritti. Oggi le famiglie arcobaleno manifestano davanti al tribunale, dicono no alla discriminazione dopo l'impugnazione da parte della procura dei 33 riconoscimenti dei figli di coppie di sole donne. Il mondo politico reclama una legge che tuteli i bambini, la ministra parla di una sanatoria. Quindi siamo con voi, il messaggio del Mattino di Padova di oggi. Nelle pagine interne chiaramente una serie di articoli dedicati al tema, tutte sotto il titoletto la battaglia per i diritti. Allora partiamo da pagina 2: dite voi a mio figlio che non sono sua mamma, un pezzo che riepiloga la vicenda di cui abbiamo parlato anche nelle scorse puntate di Sveglia Veneto. Allora, a metà marzo scorso il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha inviato una circolare in cui ordinava lo stop alla registrazione degli atti di nascita dei figli nati da coppie omogenitoriali. L'11 aprile la procura di Padova ha chiesto al comune gli atti di iscrizione all'anagrafe di tutti i figli e le figlie di coppie gay. Nei giorni scorsi la procura di Padova ha infine impugnato 33 atti di nascita dal 2017 a oggi di bimbi con 2 mamme registrati dal sindaco Sergio Giordani. In queste ore la ministra Roccella ha parlato di una sanatoria che sarebbe utile per bimbi già nati di coppie gay. Dopo la nuova legge per il reato universale della GPA dovremo pensare a una soluzione legale per i bambini nati fin qui. La replica delle famiglie arcobaleno è molto chiara: i nostri figli non sono villette abusive. Quindi il tema non è una sanatoria, parliamo di diritti, parliamo naturalmente di persone, in questo caso di bambini. Scende in piazza anche la politica contro la procura. Padova città aperta dove sentirsi liberi. Domani la manifestazione
di Coalizione Civica del Partito Democratico, Sinistra Italiana, Socialisti e ANPI, dopo appunto quella di oggi promossa invece dalle famiglie arcobaleno, quindi doppia mobilitazione e la presa di posizione anche degli studenti che parlano di scelte di una destra ideologica, bambini trattati come un problema. Queste le parole di Marco Nimis, coordinatore regionale della rete degli studenti medi del Veneto. Ci sono poi giuristi democratici che dicono si ignora la realtà esistente creando un vulnus ai diritti. Questo per quanto riguarda la vicenda delle famiglie arcobaleno a Padova. Vedremo ovviamente nei prossimi giorni come si svilupperà la questione, tenendo conto che il Tribunale di Padova si pronuncerà sull'impugnazione da parte della Procura nel mese di novembre. Ancora lunga quindi, e soprattutto è lunga la vicenda di un intervento legislativo che viene chiesto da più parti ma che ancora in Parlamento non è arrivato, e naturalmente da parte delle famiglie arcobaleno e non solo c'è la preoccupazione di quale sarà poi il contenuto di questo intervento legislativo. Considerate le dichiarazioni della ministra Roccella, ministra alla famiglia, alla natalità e alle pari opportunità. Ebbene, la preoccupazione è scontata. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con due notizie flash. Salute, diritto fondamentale, 2000 veneti in piazza a Roma. Domani la manifestazione nazionale indetta dalla CGIL e da decine di associazioni in difesa del welfare universalistico. Con 20 pullman e in treno, oltre 2000 lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, domani raggiungeranno Piazza del Popolo a Roma per partecipare quindi alla manifestazione articolo 32 salute, diritto fondamentale delle persone e delle comunità. Infine, l'ultima notizia di oggi: in Veneto vengono scoperti 6 evasori fiscali ogni giorno, sequestrati beni per 90 milioni di euro. A Venezia la Guardia di Finanza traccia il bilancio regionale. Massima attenzione sulle Olimpiadi Milano-Cortina, ma nel frattempo i numeri dell'evasione fiscale sono inquietanti: 751 evasori totali, 5.000 lavoratori in nero individuati, 62 casi di evasione fiscale internazionale, 2.131 soggetti denunciati per reati tributari. Questo è il risultato soltanto dell'ultimo anno di lavoro della Guardia di Finanza in Veneto. Ebbene, per oggi è davvero tutto. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Il nostro podcast torna lunedì prossimo con la rassegna stampa di tutti i quotidiani locali. Nel frattempo, a tutte e tutti voi un buon fine settimana.